Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti, ben ritrovati, un buongiorno insieme alle stelle di Radio.0. Iniziamo ad immergerci quindi anche in questo martedì 24 maggio nelle novità con l'oroscopo. Iniziamo subito. Ariete, con Venere in sestile a Saturno l'amore vi fa promesse che poi manterrà. Si creerà una fatata alchimia di sentimenti e verranno pure realizzati i sogni in comune, mica male, eh? Darete un taglio poi a situazioni che vi ripropongono sempre le stesse dinamiche e che vi agitano non poco. Toro, gli astri odierni condurranno in porto tutte le vostre iniziative. Un ottimo martedì, sarete motivati a non gettare la spugna nei momenti più difficili, così facendo arriverete molto lontano. Un cambiamento improvviso in prima battuta vi spiazzerà, ma poi si rivelerà proficuo, davvero. Gemelli, approfittate del cospicuo appoggio di Venere e Giove nell'amico Ariete per migliorare oggi la vostra condizione economica. Datevi da fare sulle maniche. Condividere con chi amate, poi anche le piccole incombenze quotidiane contribuirà ad accrescere la complicità tra di voi. Perché non provare dopo tutto? Cancro, a causa di Venere e Giove inquadrato dovrete cavarvela da soli su diversi versanti. Con la pazienza però e il consiglio di un amico esperto ce la farete. Attimi di ansia invece per un lavoro che temete di non terminare in tempo, ma qualcuno fortunatamente vi tenderà una mano. Sapete già chi è? Leone, non rispondete ai colpi bassi di un collega con la stessa moneta, siate piuttosto collaborativi, abili, soprattutto astuti e le circostanze evolveranno a vostro favore, vedrete. Se sarete fiduciosi poi, anche le stelle contrastanti decideranno di sostenervi alla fine, potete esserne più che certi. Vergine, passiamo a voi. Marte, in opposizione dal segno dei pesci, vi stanca e non poco, ma Plutone in trigono vi permetterà di recuperare velocemente le energie di cui necessitate. Meglio non mettervi in gioco con collaboratori arrivisti. Attenzione, anche da soli potete mostrare quanto valete. Bilancia, attenzione voi a Venere e Plutone che si dimostrano piuttosto ostili e segnalano un po' di instabilità negli affetti. È necessario quindi un atteggiamento più comprensivo e meno sfuggente con chi vi è accanto, avete capito? Non ha alcun senso poi dissimulare i vostri difetti con il partner, fatevi accettare per quello che davvero siete. Scorpione, con il battagliero Urano un imprevisto potrebbe creare uno strappo difficilmente ricucibile con una persona che avete molto a cuore, siate più accorti quindi in giornata. Schiverete competizioni professionali nocive, sceglierete invece una linea di condotta corretta e ineccepibile, questo è proprio il vostro spirito. Sagittario, metterete a frutto voi le buone chance regalate da Giove favorevole, anche se sapete già in partenza che faticherete a concretizzarle, ma siate ottimisti perché almeno all'inizio vi aiuterà. Con la persona amata invece il dialogo si fa sempre più intenso e costruttivo e la sintonia a dir poco perfetta. Capricorno, grazie alla luna in sestile e a Plutone, se c'è chi è pronto a polemizzare così fin da subito, non scenderete sullo stesso piano ma rimarrete guardinghi. Giove contrario in giornata tende a ritardare la realizzazione dei progetti. Attenzione, non vi resta quindi che aspettare il momento giusto. Acquario, Venere crea un lucente sestile con Saturno congiunto. Se dovrete prendere una decisione lo farete senza lasciarvi assalire da timori o batticuore, finalmente. Saprete poi dare maggiore credito alle idee provenienti dal vostro team di lavoro con risultati ottimi alla fine, vedrete. E chiudiamo con i pesci, a cui oggi spetta un'ottima giornata. Il cielo infatti è benevolo per amore, amicizia, lavoro e anche il portafogli. Sarete pure capaci di effettuare le scelte migliori in ogni ambito, è proprio la vostra giornata. Con la dolce metà poi esprimerete i vostri desideri a vicenda e stringendovi la mano li realizzerete senza indugi. Ed è tutto quindi anche per oggi dall'oroscopo del giorno, noi ci ritroviamo domani ancora con tutte le novità. Una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.